Pochi metri avrebbe imboccato il cancello di casa e invece alle sue spalle è piombata un'auto che l'ha travolta e uccisa. Al volante un 48enne ubriaco. A San Bartolomeo di Breda c'è dolore e sconcerto per la tragica fine toccata ieri sera intorno alle 19 ad Amelia Galvan, 89 anni. Tornava a casa a piedi lungo la provinciale via per Cavrie. Improvvisamente dalla semicurva è spuntata l'onda jazz di un albanese che abita a Breda con la famiglia. Con la parte anteriore dell'auto ha investito la pensionata finendo poi fuori strada. Sull'asfalto il corpo della donna e le sue ciabatte. Inutile l'intervento dell'elisoccorso del 118. Amelia era già morta. I carabinieri hanno sottoposto l'automobilista all'alcol test, oltre 1,5 grammi per litro. Per lui il ritiro della patente e sequestro della macchina. La pensionata, vedova di Girolamo Carniel, lascia i 3 figli e i nipoti. È andata a trovare un suo amico che è tornato dall'ospedale e ritornando a casa è stata investita da sto signore. Conosciutissima qua, Arzilla, stava bene, tranquilla, è venuta a casa. Purtroppo è successa una tragica fatalità che non vi aspettavate. No, assolutamente no, assolutamente no. Una notizia che il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato oggi duramente. Di fronte a questi fatti che indignano, preoccupano e angosciano, bisogna reintrodurre il principio del reato di omicidio stradale. E il reato di omicidio stradale bisogna che venga introdotto, che il Parlamento trovi il coraggio di approvare una legge in questo senso. Abbiamo avuto molti casi come questi e quando sono casi estremi, quando si riesce a dimostrare che la colpevolezza è fino in fondo, il reato di omicidio stradale penso sia la soluzione giusta.